L'angolo numero 2 vediamo la stessa chiusura che abbiamo fatto prima, cioè portandolo a terra e cercare di fare la stessa rottura. Vediamo un paio di varianti. Quando lui mi attacca, io paro e colpisco, paro e colpisco, lo metto in leva, spingo giù, blocco e rompo. Questa è una variante per la rottura, dopo che ho colpito e ho portato giù, è rimanere in piedi, tenere il braccio e schiacciare qua. E la terza invece uso entrambe le gambe, quindi da qui colpisco, porto giù e blocco fra le gambe in questo modo.